Amici di Verde Nord-Est, ben trovati, 31esima edizione della mostra regionale dei libri genealogici delle razze bruna, frisona italiana e rendena qui a Vicenza. Abbiamo potuto ascoltare con Roberto Brumati il convegno che si è svolto in occasione di questa manifestazione e adesso siamo scesi proprio sul ring dove sfilano queste pregiate razze. Sono in compagnia di Pietro Salcuni, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allevatori. Allora, benvenuto presidente ai microfoni di Verde Nord-Est. Intanto una nota subito di colore, di costume, tantissima gente oggi qui. Sì, sicuramente tantissima gente e ancora una volta dimostra che la zootecnia porta la gente. Oltre ad essere il presidio del territorio, però in una fiera, lo potete notare, quando non ci sono gli animali non c'è tanta gente. Allora, tanti addetti ai lavori, tanto interesse per queste tre razze, la bruna italiana, la frisona italiana e la rendena. Quali sono in linea di massima le caratteristiche, così tra l'altro alle nostre spalle i nostri amici da casa possono vedere la bruna? Sì, la bruna è una razza che per un certo periodo è stata molto numerosa e ha dato delle grosse soddisfazioni, ha una qualità del latte eccezionale, è rustica. Sicuramente la rendena è una razza autoctona che dobbiamo difendere perché significa identificare il nostro territorio, ancora più rustica della bruna e con una qualità ancora superiore del latte. La frisona è la cosiddetta razza cosmolita che per un certo discorso di redditività per la produzione del latte poi man mano si è sviluppata. È evidente che la possiamo dire autoctona in un discorso di biodiversità, ma è una razza cosmopolita come meno è la razza bruna. Dico autoctona biodiversità perché nella regione Veneto si sta portando avanti il discorso dell'indice di casificazione, cioè si sta lavorando su queste razze che non sono proprio autoctone ma sono cosmolite per farle diventare razze del posto, perché il latte delle nostre frisone sicuramente nel Veneto è un latte che produce formaggio e quindi ha bisogno di... Allora, in chiusura qui a Vicenza, in occasione della 31esima mostra regionale dei libri genealogici delle razze bruna, frisona e rendena, abbiamo ai nostri microfoni Floriano De Franceschi, che è il presidente dell'Arava, associazione regionale degli allevatori. Allora presidente, intanto corre d'obbligo dire grande soddisfazione per l'affluenza di pubblico. È proprio vero. Una bellissima 2 giorni, partita ieri con un convegno interessantissimo sui lavori, controlli che facciamo noi, finita ancora meglio oggi con tutti questi animali che hanno sfilato, che fanno vedere proprio tutto il lavoro che facciamo come associazione, insomma quello che arriviamo poi a produrre sia in termini di animali di qualità e di efficienza. Soddisfazione perché abbiamo investito molto su questa manifestazione. Proprio per tentare di dare un punto di partenza alla zootecnia veneta in questo caso. Hanno risposto a piene mani tutti gli allevatori, giovani specialmente, il gruppo del Dairy Club attivissimo, ma anche con tutti i giovani allevatori che ne avete visto tanti a condurre gli animali, quindi una grande soddisfazione, un ringraziamento, visto che lo posso fare anche alla Regione Veneto che partecipa economicamente a questa manifestazione, ma che ieri ci hanno anche garantito i finanziamenti per il mondo degli allevatori. Allora, una serie di cose decisamente positive, lo vediamo dal sorriso del presidente De Franceschi, con cui avevamo avuto anche uno scambio di battute qualche tempo fa a Venezia in occasione di quella manifestazione un po' flagellata dal maltempo. Allora, non sono comunque tutte rose e fiori nel mondo dell'allevamento, però lei diceva proprio poc'anzi, avete visto tanti giovani e quindi questo è un sinonimo di speranza. Certo, è un sinonimo di speranza. Il nostro lavoro è quello di aiutare a migliorare gli allevamenti, a rendere un po' più economico. Le manifestazioni che abbiamo fatto era legata al prezzo del latte che comunque continua un po' a scendere, le quote latte che spariscono dal prossimo mese sono dei problemi che affrontiamo. Sicuramente con i controlli che abbiamo attivato come associazione daremo un contributo sulla
per migliorare la qualità dei prodotti e che sarà l'unica strada per poter essere sui mercati e riuscire a guadagnare qualcosa in più. Allora oggi si vince decisamente garantendo la qualità ed è il messaggio che volete trasmettere a tanta gente che è qui, che non sono solo addetti ai lavori ma sono anche utilizzatori, perché queste sono vacche allevate in Italia, è latte italiano ed è latte sicuro. Noi con il nostro sistema Italia Alleva, con l'associazione italiana allevatori, garantiamo proprio questo, cioè il latte lo controlliamo ogni 35 giorni, vacca per vacca, saremmo in grado, vorrei anche dire senza tante etichettature, di garantire il latte che è passato attraverso l'associazione allevatori è sicuramente al 100% un latte italiano, allora, in questo caso veneto. Latte di qualità e latte veneto, dice il presidente di Arava Floriano De Franceschi, che noi ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni. E noi da Vicenza è tutto per questa manifestazione, adesso vi lasciamo deliziarvi il palato con il Cocco Radicchio.